Eccole, le fiaccole si abbassano. C'è l'accensione del 58esimo Panevin di Arcade. Prego. Dove sta andando il Panevin? Dovrebbe essere verso nord. Quindi? E quindi porta bene sicuramente, quindi sarà un anno... Sarebbe a ovest stasera. A ovest, bene. Sta andando verso sera il Panevin, quindi? Non so la tradizione. Sta andando a sera. E quindi? Buona Epifania. Ah, perfetto. Sta andando a sera? Mi sembra di sì, Cioè? verso di là, E quindi? e quindi verso sera. E quindi? Porta bene, porta bene. Ah, ecco, piena caliera si dice. Certo. La perfetta conoscenza della tradizione non è da tutti, ma nel momento della festa ci si può certo passar sopra. Gli oltre 10.000 di Arcade attorno alla pira più simbolica della Marca, punta di un iceberg che da Asolo a Tarzo, da Treviso a Roncade, ha visto centinaia di falò organizzati per osservare la direzione delle faville, a ovest, verso sera, segno di un 2025 propizio. Ma anche per rinnovare un momento di socialità importante. Lo sa bene il sindaco di Arcade, Domenico Presti, che nel paese del falò record, prima dell'accensione, è tornato sulle polemiche legate all'inquinamento dell'aria. Una legge dello Stato di ottobre 2024 sancisce che il falò della tradizione nel paese che si chiama Italia oggi viene tutelato e quindi è un sacrosanto diritto per i cittadini dei comuni dove sono queste tradizioni di poterle perpetuare. Non è questa serata che crea dei problemi alla nostra salute, quindi c'è stata anche una strumentalizzazione politica. A noi di questo non ci interessa. Questa è una festa di popolo. Per la cronaca, le PM10 nella Marca si sono inevitabilmente impennate, ma la qualità dell'aria di questi giorni garantiva la possibilità di poter sopportare un rialzo. E allora folle in festa ad Arcade e nella Marca, anche e soprattutto per chi vi ha partecipato per la prima volta. Io sono di origine napoletana, ma abito a Treviso da 28 anni, è la prima volta che vengo qui ad Arcade. Quindi... Ah, a Napoli c'è una cosa simile? A Napoli no, non fanno queste cose, no, non c'è.